Una serie di incontri si sono svolti qui al Quasimodo Plesso Don Bosco, si è discusso della Costituzione, una Costituzione giovane che ha solo 70 anni. Ecco, ne parliamo con la preside Lina Librici che ha voluto, proprio è stata l'ideatrice di questa iniziativa che ha voluto coinvolgere appunto gli studenti della loro classe. Ecco sì, oggi si conclude, con questo ultimo incontro si conclude questo progetto. Un progetto fortemente voluto anche da tutti i docenti, diciamo. Grande sostegno è pervenuto da parte del professore Di Natale, che è stato l'ideatore, insomma, quello che ha messo su questo progetto, ideato su 5 tematiche. Oggi è l'ultimo di una serie di incontri che abbiamo fatto qua a scuola, la trattazione della tematica la dignità della persona umana e il rispetto dell'ambiente. Sono presenti oggi gli operatori della Caritas che stanno coinvolgendo i ragazzi in attività di gruppo, insomma stanno ponendo delle domande, dei quesiti, i ragazzi avranno modo adesso di completare le attività da loro proposte. Più tardi sarà presente con noi il dottor Amel, l'assessore all'ambiente della città di Agrigento, che interloquirà con i ragazzi proprio per favorire un dialogo aperto su questa importante tematica. Come valuta questa iniziativa? Ecco, quanto è importante essere vicini anche agli studenti e agli alunni? Allora, noi come Caritas Diocesana Agrigento e anche come Fondazione Mondo Altro abbiamo come obiettivo principale anche quello di stare vicini ai ragazzi, come dicevamo prima anche ai ragazzi di queste classi, dare loro nuovi strumenti per affrontare il loro futuro e nuove prospettive è fondamentale per riuscire a raggiungere i loro sogni e ad arrivare anche in alto. Un incontro educativo, nel senso che i valori della Costituzione coincidono con i valori della salvaguardia dell'ambiente e soprattutto coincidono con il senso del rispetto per la persona e la comunità in cui vive quella persona, e per riuscire a rispettare la comunità bisogna creare un ambiente che sia vivibile, dove nessuno si senta vittima delle incapacità degli altri di riuscire a gestire in modo ottimale, diciamo, tutto il settore che riguarda la vivibilità la respirabilità dell'aria, la praticabilità delle strade e tutto il resto. Io vorrei proporre la domanda all'assessore per quanto riguarda gli Stati Uniti con Trump, che ha deciso di non firmare i patti di Parigi chiamati COP21 e quindi di non affermare i patti ambientali che aveva fatto il predecessore Obama. Volevo chiedere se magari appunto le macchine a gasolio o a benzina verranno sostituite appunto dalle macchine elettriche. Queste hanno solamente pregi o hanno anche dei difetti che provocano danni anche all'ambiente? Se una persona è povera la colpa è sua. Le persone che hanno fame e che non hanno un lavoro o che vivono per strada non dovrebbero lamentarsi. Noi abbiamo fatto la spiegazione. Secondo noi questa affermazione è sbagliata, perché intanto le persone povere vanno aiutate in qualsiasi modo, perché tutti hanno diritto di vivere una vita dignitosa. La domanda che vorrei porgli è se magari l'uomo smettesse di fare uso di alcuni materiali che ad oggi sono essenziali come il petrolio e potesse adattarsi ad alcuni, diciamo anche le necessarietà della natura, potesse vivere anche meglio. Se la cosa è facile, per esempio come i pannelli solari. Nel periodo in cui è stata elaborata la nostra Costituzione, il problema dell'inquinamento non aveva raggiunto i livelli affermanti dei giorni nostri. Ritiene che le leggi elaborate in seguito siano realmente efficaci per contenere questo grave problema?